Si avvicini a quel tavolo. Allora, ho già spiegato alla stampa che occorre accertarsi del consenso del testimone ad essere ripreso. Vi prego di aspettare perché altrimenti dovremo prendere dei provvedimenti. Lei acconsente ad essere ripresa dai giornalisti presenti, non ha problemi. Può leggere per piacere la dichiarazione che è scritta su quel foglio in piedi a voce alta con cui si impegna a dire la verità, non necessariamente al microfono, solo a voce alta, non si preoccupi. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza. Si accomodi. Lei si chiama Barbara D'Urso, dove è nata e quando è nata? Scusi? Lei si chiama Barbara D'Urso. Maria Carmela D'Urso. Maria Carmela Sì. D'Urso, dove è nata e quando è nata? Napoli il 7557. Dove è residente? A Roma, via Vallombrosa 30. Prego, avvocato. Grazie Presidente. Buongiorno. Buongiorno. Lei conosce personalmente il dottor Berlusconi? Sì, certo. Se si rivolge verso il tribunale, mi scusi. Ok. Sì, è una cosa un po' particolare, nel senso che ascolta quello che le viene chiesto e risponde guardando noi. Faccio così che mi viene più facile. Prego. Ok. Sì, certo. Senta, lei ha avuto modo di frequentare l'abitazione di Arcore dell'onorevole Berlusconi? No, sono stata ad Arcore solamente una volta a pranzo, moltissimi anni fa, quindi credo una decina di anni fa, a pranzo col allora direttore di Canale 5, il direttore delle risorse artistiche, il direttore generale e il vicepresidente che è Pier Silvio Berlusconi, ma mai con Silvio Berlusconi. L'unica volta in cui sono stata a Arcore, ma parlo di una decina di anni fa a pranzo. Quindi, scusi, io adesso dovrò fare alcune domande su alcuni nomi. Lei, Sì? Nicole Minetti, l'ha mai incontrata ad Arcore? Né a Arcore né in nessun altro posto nella mia vita. Faccio un altro elenco di nomi: Barbara Fagioli, Aida Jespica, Barbara Guerra e Mara Carfagna. Dunque, Barbara Fagioli l'ho conosciuta perché è stata la valletta di una trasmissione che io ho condotto per credo 3 anni. No, ma la domanda è se lei collega questi nomi alla residenza di Silvio assolutamente Berlusconi. No. Ecco, è sicura in particolare nel mese di marzo del 2010 di non essere mai stata quindi ad Arcore? Certissima. Io non ho nessun'altra domanda, grazie. Nessuna domanda? Nessuna domanda, Presidente. Grazie, può andare. Grazie.